Seconda corsa è la Gentleman della serata, riservata a cavalli di 4 anni. Sono in 8 al via, 1 col Placewise L, Mario Riaccarino, 2 Clarissa Luis, Giuseppe Polverino, 3 Cooper GV, Sergio Menichetti, 4 Cesare Dei Velti, Vincenzo Vitagliano, 5 Chanel Jet, Gianluca Di Venti, 6 Charlotte Regal, Carlotta D'Agostino, in seconda fila 7 Cristofaro San, Federico Bongiovanni, 8 Cartagena Pax, Michela Rossi. Vediamo un po' in ritardo col Placewise L che cerca di tornare al suo posto, ma è arrivato in ritardo. C'è l'errore di Clarissa Luis. È veloce il numero 3 di Cooper GV davanti a Cesare Dei Veltri. Clarissa Luis squalificato. Che si accoda nella sua scia, almeno per il momento. Poi è partita, vediamo il numero 5 di Chanel Jet in terza posizione. Cooper GV in vantaggio, 15,5 i primi 200 metri, Cesare Dei Veltri in seconda posizione. In terza vediamo Chanel Jet. Tanto ha rallentato decisamente il ritmo Sergio Menichetti, arriviamo ai 400 in 32 con 16,5 per la seconda frazione, rimane seconda alla corda Cesare Dei Veltri. Mentre cominciano a muoversi dal di dietro. Tanto il gruppo si fa molto compatto, l'errore di Cartagena Pax nelle retrovie. 600 metri in 49,5 addirittura, 17,5 per la curva, si va da treno con Cooper GV affiancato dal 6 di Charlotte Regal che cerca di passare a un giro dalla fine. Poi all'esterno vediamo col Placewise L, non riesce il sorpasso a Carlotta D'Agostino, cerca di rientrare Cooper GV. Poi sempre Cesare Dei Veltri secondo alla corda a precedere col Placewise L. Poi vediamo Chanel Jet e Cristofaro San. Chilometro in 1,24. Ora si accelera con Charlotte Regal che insiste al suo esterno. Sempre Cesare Dei Veltri secondo alla corda mentre è in difficoltà col Placewise L. Trova dei varchi interni Cristofaro San che si avvicina ai primi, ma prosegue il duello tra Cooper GV e Charlotte Regal che insiste al suo esterno. A Cesare Dei Veltri è venuta la corsa più bella della vita, sempre secondo alla corda. Siamo a 200 metri dalla conclusione con in vantaggio Cooper GV. Attaccato all'esterno da Charlotte Regal e ora di dentro da Cesare Dei Veltri. Ultimi 50 metri con Charlotte Regal che ci prova, Cesare Dei Veltri di dentro e alla fine è Cesare Dei Veltri che viene a vincere su Charlotte Regal, Cooper GV e al quarto Cristofaro San. 29,7 a chiudere, 1,17,5 la media al chilometro per Cesare Dei Veltri, Vincenzo Vitagliano, il training di Papandrea, i colori di Marino Stradaioli. Gli è venuta corsa perfetta, non ha dovuto fare un metro di fuori, alla fine ha preso l'open stretch sui duellanti Cooper GV e Charlotte Regal ed è venuto a vincere, mentre per il secondo posto un'ottima Charlotte Regal piega Cooper GV.